Una banda di predoni professionisti e super organizzati in Italia con documenti falsi dalla Spagna che agivano con una meticolosità estrema, attenti al minimo particolare, attivi 7 giorni su 7. Almeno un'ottantina i colpi accertati per un valore che s'aggira sui 50.000 euro messi a segno tra Veneto ed Emilia. 2 in manette per spaccio di droga e ricettazione. Altre 10 persone denunciate per ricettazione, un'undicesima anche per possesso di documenti falsi. Avevano pianificato una sfilza di furti tra Bassano, Rosà-Rossano, Nove, Romano e Pove, mandati in fumo dai carabinieri di Vicenza, che da aprile erano sulle tracce della gang di sudamericani. In manette William Reinaldo Ramirez Arevalo, colombiano di 51 anni, e Javier Zuniga Mendoza, 32enne del Costa Rica. Nell'appartamento dove i due sono stati incastrati a San Donà di Piave, i militari hanno rinvenuto 3,5 etti di cocaina purissima che una volta tagliata avrebbe fruttato non meno di 50.000 euro, oltre a materiale di ogni tipo rubato in abitazioni, negozi e centri commerciali. Quella stessa giornata questi erano capaci di colpire in un angolo della provincia di Vicenza e poi subito dopo andare all'estremo opposto della regione Veneto e anche lì ritentare o comunque riprogettare quello che sarebbe stato magari il colpo del giorno dopo. Ecco. I carabinieri di Vicenza si sono concentrati soprattutto sui furti in abitazione pianificati anche nel Bassanese, si diceva. Molti di questi furti non sono stati commessi in arco notturno, ma soltanto in arco diurno, tardo pomeriggio, sera, ecco. Quindi anche una tecnica criminale che insomma sì, ci preoccupava. Le indagini ovviamente continuano. Sì, continuano anche perché abbiamo molta mercanzia, ancora molta roba che non abbiamo e non sappiamo ricondurre ai legittimi proprietari. Ecco. Su altri invece abbiamo ragione di credere che insomma, ci dovremmo riuscire anche bene e così facendo contestualizzare le condotte sul territorio.